Buongiorno, sono Luca di The Information Lab e oggi vedremo come realizzare una connessione diretta tra Tableau Prep e il vostro account Salesforce. Con le versioni precedenti di Tableau Prep non era possibile realizzare questa connessione, era necessario aprire Tableau Desktop, connettersi a Salesforce e quindi pubblicare le tabelle sul vostro account Tableau Server. A questo punto da Tableau Prep si accedeva a Tableau Server e quindi era possibile utilizzare le tabelle pubblicate per realizzare il flusso. Con la versione 2020.2 è stato realizzato un connettore nativo Salesforce, basta cliccare su Salesforce, si aprirà una pagina di login in cui inserire le vostre credenziali. Una volta effettuato il login, Tableau vi chiede permesso di accedere ai vostri dati presenti su Salesforce. Bisogna consentire. Quando chiudiamo la pagina web, ecco che la nostra connessione a Salesforce compare nella tabella connessioni e abbiamo tutte le tabelle presenti sul server. Per verificare che la connessione sia pienamente operativa, realizziamo un semplice flusso, trasciniamo la tabella opportunity stage nell'area di lavoro, voglio realizzare una join tra le due tabelle, quindi trascino una tabella sull'altra, compare la scritta join, appena rilascio il pulsante del mouse, ecco che compare lo step di join, che è stato preconfigurato da Tableau con il campo ID. In realtà io voglio cambiare le chiavi di join, a sinistra vado a digitare la parola stage per cercare il campo stage name, mentre a destra clicco la parola master per cercare il campo master label. Voglio anche cambiare la configurazione del join da inner a left join, in modo tale che tutti i dati presenti nella tabella opportunity vengano portati avanti nel flusso. A questo punto sono pronto a inserire uno step di output, vado a sfogliare la cartella dove verrà salvato il mio database, lo nomino Salesforce 4 perché ne ho altri e quindi sono pronto per lanciare il flusso. Una volta lanciato il flusso, il tempo di esecuzione dipenderà anche dalla connessione e dalle prestazioni del vostro computer. Comunque ci dice che ha già generato 125 righe, quindi tra poco il flusso risulterà eseguito. Ecco, con questo è tutto. Vi invito a seguire sul sito di informationlab.it e altri blog.